Si è spento a 87 anni Antonio Maschio, cofondatore della Maschio Gaspardo, storica azienda di macchine agricole con sede a Campodarsego, in provincia di Padova. Con i fratelli Egidio e Giorgio aveva dato vita a una delle realtà industriali più significative della meccanizzazione agricola veneta. Nel 1998 fondò poi l'azienda Mascar, con sede a Grumolo della Badessa, in provincia di Vicenza, specializzata in macchine agricole per la Fienagione e la Semina. Corale, il cordoglio arrivato da tutto il Veneto. Il presidente della regione, Alberto Stefani, ha ricordato Maschio come non solo un grande capitano d'industria, ma anche un testimone del progresso sociale ed economico del Veneto nel secondo dopoguerra. Una persona che ha fatto la storia del nostro comune perché assieme ai fratelli Egidio e Giorgio hanno fondato quello che oggi è un'azienda a livello mondiale, quindi credo sia stato un imprenditore illuminato e una gran bella persona. Io tra l'altro ho avuto anche l'onore di conoscerlo a livello professionale e personale, e quindi è un uomo sicuramente di grande spessore. Credo che ci siano tante persone qui a Campodarsio, ripeto, che ci sono e che ci sono state, che hanno fatto la storia del nostro territorio e Antonio Maschio è sicuramente uno di questi. Parole di riconoscenza anche dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che ha definito Maschio un protagonista dell'imprenditoria veneta e della meccanizzazione agricola. Partito dal lavoro manuale, ha saputo trasformare esperienza e ingegno in un'impresa radicata nel territorio ma proiettata nel mondo. La storia dei fratelli Maschio, dalla produzione delle prime frese agricole fino all'espansione industriale e all'internazionalizzazione dell'azienda, resta uno dei simboli del saper fare veneto e della cultura del lavoro che ha segnato lo sviluppo economico del territorio.